Mi chiamo Michele Di Cintio e sono stato per molti anni ispettore ministeriale presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Nell'anno 2000 la Regione Veneto ha coinvolto sia l'Ufficio Scolastico che il Centro Diritti Umani in una richiesta di progetto per l'educazione ai diritti umani. Mi ricordo che con il professor Papisca ci trovammo lì alla Regione Veneto, a Palazzo Labia, non ci conoscevamo ancora, ci presentammo in quell'occasione e ci misero a disposizione, non c'era ancora l'euro, 50 milioni di lire, cosa estremamente importante e rara, e per cui ricordo che con Antonio Papisca e con Marco Mascia immediatamente nel salottino di quello stesso ufficio regionale buttammo giù la bozza di un progetto di formazione per docenti per tutto il Veneto. Poi chiaramente lo elaborammo più ampiamente e fu un progetto che provincia per provincia, con ben 7 incontri di autorevolissimi relatori, formò 800 docenti di tutto il Veneto. E poi fu questo ripreso anche a livello proprio del Centro Diritti Umani con un corso di specializzazione sul GLO Local. Si tratta a questo punto di una preparazione, di una formazione riguardo ai temi della geopolitica globale, però anche intessuti, intrecciati con la realtà locale, quindi una formazione politica ed etica di alto livello che coinvolse veramente e entusiasmò, devo dire, tantissimi docenti che hanno partecipato a questo corso di specializzazione e che hanno poi collaborato con i progetti ministeriali ancora su questi temi. Infatti quello che è stato poi molto interessante, anche molto bello, è che questo progetto, diciamo Veneto, diventò il modello del progetto nazionale di educazione ai diritti umani, tant'è che il Ministero lo riprese totalmente e fu poi condensato in ben 6 convegni nazionali, uno per anno, di cui ben 3 si tennero a Venezia, proprio perché il Veneto era considerato capofila di questa progettualità. Da questo, in questi convegni c'erano i presidi e i docenti referenti di tutte le scuole interessate, quindi parliamo di centinaia e centinaia di persone coinvolte. Un'altra cosa molto importante, sempre con la stretta collaborazione fra l'Ufficio Scolastico Regionale e il Centro Diritti Umani, fu l'organizzazione unica in Italia di ben 7 campus internazionali degli studenti. Ne facemmo uno per ogni provincia del Veneto e coinvolgendo 120-130 studenti ogni volta fra Veneto, Friuli, Slovenia, Croazia, Austria, eccetera, perché la prospettiva era appunto quella dell'educazione sia all'Europa che ai diritti umani e qui ci fu sempre la strettissima appunto collaborazione con Antonio Papisca, con Marco Mascia e con il Centro dei Diritti Umani. E questa fu un'esperienza esclusivamente veneta. Un'altra realtà che purtroppo non giunse a un pieno compimento, ma fu comunque interessante, è rappresentata dal tentativo voluto, devo dire, dal Ministero dell'Istruzione italiano, con la collaborazione del sottoscritto e soprattutto del Centro Diritti Umani, in cui si organizzò un convegno di 3 giorni a Firenze, presso l'allora Biblioteca Nazionale Pedagogica, con altri ispettori europei, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, per elaborare un curriculum di educazione alla cittadinanza uguale in tutte queste realtà europee. E devo dire che, grazie anche al contributo culturale di Antonio Papisca e alle belle discussioni che ne nacquero, si era arrivati a una individuazione di questo percorso. Purtroppo il tutto poi in seguito si arenò per motivi, diciamo, amministrativo-politici, il solito male oscuro dell'Europa, cioè il nazionalismo e l'egoismo prevalente, per cui ogni varia nazione poi
si arrogò il diritto di gestire questa iniziativa per conto proprio, ma l'idea era invece importante, cioè avere un percorso curricolare, quindi tutti i 5 anni della scuola superiore, basati sull'educazione alla cittadinanza, quindi con non solo un monte ore analogo, uguale, ma anche un programma a questo punto concordato. Ecco, quella fu un'esperienza comunque veramente importante. È ancora attuale, tant'è vero che molto tempo dopo il Ministero, per esempio in Italia, ha individuato la necessità di fare educazione alla cittadinanza con quegli stessi difetti che noi allora avevamo tentato di superare, cioè non individuando un unico docente che ne sia responsabile, disperdendolo in una pseudo collaborazione fra i docenti, che a mio parere come ex ispettore tecnico non è la soluzione migliore. Comunque c'è qualcosa. Ecco, diciamo che forse in nuce le basi di tutto questo sono state poste allora, perché stiamo parlando di esperienze di quasi 20 anni fa. Il primo, come dire, il primo sentimento era quello di meraviglia e di entusiasmo, perché si trovavano a confrontarsi con qualcosa che prima non era né contemplato nei programmi scolastici, né tantomeno era abitudinario nel mondo scolastico. Invece era qualcosa che li toccava nel profondo, perché si mettevano in gioco i valori della persona, si metteva in gioco il senso dell'umanità, i diritti umani erano calati non semplicemente nella dimensione astratta delle dichiarazioni, ma nella realtà quotidiana, perché anche questo era poi il problema, cioè affrontare sì la visione globale, la visione geopolitica o formale, ma anche calarla nella realtà di tutti i giorni, perché le scuole sono inserite nel territorio. Una volta tornati in classe, questi professori riuscivano prima di tutto a reimpostare completamente anche i loro programmi disciplinari, e questo era molto importante, specie se si trattava di storia, filosofia, sociologia, ma anche a questo punto arte o letteratura e via dicendo. Ma poi soprattutto attivavano una serie di iniziative con i loro studenti e per i loro studenti nelle scuole, per esempio si aprivano al contatto col territorio, alle associazioni di volontariato, a tutta un'altra serie di attività e di problemi che hanno lasciato il segno e che quindi effettivamente sono stati un arricchimento profondo non solo per i docenti ma per tutto l'ambito scolastico.